l'onere di concludere questa serata a me, questo primo comizio. Sicuramente non è stato facile per i ragazzi, sia quelli abituati da 5 anni di amministrazione e da altre esperienze di comizi, tantomeno i nuovi che si sono interfacciati a voi per la prima volta oggi con grande emozione. Quindi non è facile raccontare quello che si è fatto e prendersi anche la responsabilità, no, di quello che si è fatto. La frase che abbiamo scelto per questa campagna elettorale, cioè io nella fattispecie, che fare il sindaco non cambia chi sei ma rivela chi tu sei. Sono stata anche sbeffeggiata nelle case per questa cosa, ma io credo che molti di voi l'abbiano ampiamente compresa, perché la sottoscritta in 5 anni non è mai cambiata, semmai l'avete conosciuta. Così come tutto questo bel gruppo alle mie spalle, che, ripeto ancora una volta, San Giovanni su Ergiu in 5 anni, e spero, se ci darete la fiducia, anche per i prossimi 5 anni, sarà governata e amministrata da noi, non da scheletri dietro le spalle, non da persone che fuori dal territorio vogliono decidere le sorti di San Giovanni su Ergiu. Abbiamo ampiamente dimostrato che in questi 5 anni il nostro paese ha un grande valore, è stato riposizionato al centro del Sulcis ed è stato assolutamente presente nelle grandi dinamiche territoriali, sia a livello progettuale sia a livello sanitario. Ne vogliamo parlare? Ci hanno accusato di essere isolati, di essere sbiadita. Probabilmente sono troppo umile e troppo semplice, probabilmente ho sempre un po' i capelli in disordine, ma io c'ero per le lotte per mantenere i servizi sanitari nel nostro territorio, e qualcuno invece non c'era, più di uno, questa amministrazione c'era per preservare i servizi della nostra sanità pubblica. E se fossi così isolata, così malvista, così arrogante, così presuntuosa, non avremmo certo avuto come unico paese del Basso Sulcis il centro vaccinale in paese durante una pandemia, perché qui bisogna fare i conti e mettere le pietre una presso all'altra. Lo screening alla popolazione, l'attenzione durante il lockdown. Io non ho visto nessuno durante il lockdown andare nelle case e capire chi stava in difficoltà. Non ho visto nessuno se non questi ragazzi, se non le persone di buon cuore delle associazioni che ci hanno dato manforte in quel periodo e che ringrazio ancora, non solo in quel periodo ma anche durante il periodo delle vaccinazioni. Ecco, noi siamo questi, persone che voi avete democraticamente eletto 5 anni fa, che si sono prese l'onere di risistemare l'amministrazione là dentro. C'erano le ceneri, non c'erano i soldi, non c'erano i finanziamenti, siamo andati, ce li siamo ripresi. Talvolta camminando in quegli ambiti della regione Sardegna a testa bassa, perché tutti lo sapevano perché erano andati via quei soldi, e io sono andata ugualmente con loro piano piano a riprenderli, perché i soldi non sono degli amministratori, non sono né dei sindaci passati né del sindaco sottoscritto, i soldi sono vostri. I finanziamenti sono tutti vostri, della comunità, andavano ripresi, andavano riappaltate le opere, e non mi si venga a dire che siamo fortunati. Questi 5 anni di fortuna non ne ho vista niente, con 2 alluvioni, una pandemia, soldi da recuperare, opere da riappaltare, burocrazia infinita. Abbiamo fatto i lavori di rischio idrogeologico un po' su tutto il territorio, così come ce lo consentivano i finanziamenti e come ce lo consentivano le risorse umane. Ma io ricordo che c'era un buco aperto 11 anni e per cui il sindaco non dormiva la notte. 3 amministratori delegati abbiamo rincorso in Abbanoa per farlo chiudere. Dopo 11 anni abbiamo chiuso l'impianto di sollevamento della frazione di Palmas, che non andava fatto dove è stato fatto. 11 anni, 3 amministratori delegati di Abbanoa, rincorsi giorno e notte per poter ripristinare quel grande obbrobrio. Questo è una delle tante cose che sono state fatte, che ho citato, per far capire quanto è dura la vita lì dentro, 24 ore su 24. Qualcuno mi ha detto che sono troppo devota a quella casa lì.
E certo che sono devota, mi avete eletto per fare quello, per stare lì, per ricevervi, per ascoltare, per dialogare con tutti. Io lo ricordo i primi giorni di quell'anno lì cosa succedeva. Non andese che gusta che un frosiga. Non sei un frosiga, sono venuti tutti a parlarmi, sono venuti tutti, mi hanno conosciuto, non vale più questa scusa. Adesso voglio capire quale sarà la prossima scusa che si inventeranno per dire che non sono adatta a fare il sindaco. Lo vorrei proprio sapere. Abbiamo appurato che non sei un frosiga, sono sorridente, accolgo tutti, sono disponibile, esattamente come questa amministrazione, che è stata disponibile 365 giorni all'anno. Devozione, servizio, senso di responsabilità e soprattutto la continuità di un lavoro che non deve essere interrotto. Come vi ho detto all'inizio, permetteteci ancora di sciogliere questo filo con voi, questa grande matassa, di tessere per questo Paese una visione diversa. I finanziamenti europei, ho sentito che vogliono proporre, come giustamente si sente, io leggo, ascolto tutti quanti, si vuole proporre un ufficio per l'Europa, per i finanziamenti europei. C'è già. Le nostre risorse umane ci sono già, abbiamo fatto concorsi, sono entrate 8 persone, 8 giovani promesse dell'amministrazione, dei dipendenti che si stanno occupando di qualsiasi progetto. I progetti europei non è che arrivano perché c'è un ufficio apposito, è l'idea dell'amministrazione, è l'idea del politico che si lega alle mansioni dei dipendenti, degli amministrativi e partecipa con gli enti sovracomunali a tutti i bandi. E i bandi noi ci sappiamo partecipare e li sappiamo anche vincere quando ovviamente sono fatti bene, quando ci impegniamo, quando ci sono le condizioni anche per poterli fare. Perché molte volte ce li danno da fare in 24 ore. 24 ore è capitato di dover partecipare in 24 ore a dei bandi e spesso anche di non vincerli, perché fare politica amministrazione non significa essere perfetti, significa essere coerenti, che è diverso, coerenti con il senso di responsabilità, coerenti con il proprio comportamento. Li sappiamo anche vincere, ne abbiamo vinto uno anche l'altro giorno. Pioveranno 927.000 euro per il nostro territorio, la viabilità, il rischio idrogeologico e tutte quelle opere che ha bisogno il nostro paese, perché è un paese vasto, è un paese che non si controlla così facilmente. Sono 72 km quadrati di territorio, abbiamo un centro, abbiamo 3 frazioni, abbiamo circa 60 medhouse e case sparse. Abbiamo veramente una popolazione di circa 6.000 abitanti sparsa ovunque. Per questo motivo arrivare da tutti, pulire da tutti, portare via l'immondizia da tutti, trasportare tutti a scuola è un'impresa titanica, ma è un'impresa che si deve fare perché noi siamo nati così, siamo fatti così e continueremo ad essere conformati in questo modo. Se ce ne darete la possibilità, continueremo a servire il nostro paese come l'abbiamo fatto in questi 5 anni. Mi raccomando, qualsiasi cosa, noi ci abbiamo messo la faccia, siamo venuti qui, abbiamo fatto il primo comizio e ne faremo altri, perché non ci basiamo solo ed esclusivamente sui messaggini dei social. Abbiamo voluto prenderci la responsabilità di dirvi le cose così come 5 anni fa. Invito altrettanto gli avversari a fare i comizi pubblici e soprattutto invito l'avversaria candidata a sindaco a un confronto con me qui all'aperto di fronte a tutti voi, perché non abbiamo nulla da nascondere, perché il dialogo con la controparte in una campagna elettorale è lecito e doveroso e ne saremo ben contenti di ascoltare anche loro e di dire perché lo abbiamo fatto in un modo o perché abbiamo agito in un altro modo in questi 5 anni. Grazie, grazie veramente per essere stati qui. Il 10 e l'11 ottobre, se volete continuare il nostro sogno di un paese sostenibile, sviluppato e accessibile, votate la lista numero 2, riprendiamo il filo, candidata a sindaco Elvira Usai e questa meravigliosa squadra.